Ho scelto perché c'è stata una diatriba con mio padre. Mio padre voleva che facessi il perito chimico, avevo già una sorella e un fratello che studiavano da chimico e io andavo in laboratorio, perché noi facevamo in laboratorio, e andavo con la scatoletta del Saridon perché mi faceva sempre mal di testa. Gli ho detto io il chimico non lo faccio, mi ha detto sì, ma tu fai il minerario, però in miniera, se fai il minerario in miniera non ci vai. E io ho detto vabbè, intanto vediamo, perché la nonna ha detto è morto il marito, è morto il fratello in miniera e quindi nessuno deve fare il perito minerario. Infatti mio padre era maestro. E è stato un po' un momento così. Poi sono andato a fare il tirocinio in miniera alla Cozzodisi in Sicilia e quando sono venuto su mi ha fatto un terzo grado per vedere come l'avevo presa. Ho detto guarda, in miniera sarà difficile che io ci vada perché adesso il posto sui cantieri e quindi le miniere stanno chiudendo, però il nostro diploma va bene per i cantieri. Infatti quando poi mi ha chiamato il professor Milli e mi ha detto c'è da andare in Sicilia perché ci sono gallerie con il grisù e va monitorate continuamente. E sono andato in Sicilia con Furlanis, sono stato 2 mesi su un cantiere nel 70 e poi mi hanno portato con la ditta Cozzani, che era sempre sulla Palermo Catania, su una galleria, 2 gallerie di 3,5 km l'una e sono andato là a fare il mio lavoro di monitoraggio del grisù, avevo 4 imbocchi e quindi era da fare un sacco di ore perché c'erano dei momenti che c'era molto grisù, lo strumento andava quasi fuori scala, era molto pericoloso. Poi la guerra con i minatori perché non capivano che non dovevano fumare, quindi è stata una lotta non da poco, però me la sono cavata abbastanza bene perché non è successo niente e ho fatto quasi 3 anni su quel cantiere là. Poi alla fine, quando abbiamo forato la galleria, quindi non c'era più problema di grisù perché c'era ventilazione naturale, Furlanis mi ha richiamato, era l'ingegnere Mazzacurati, mi ha detto devi venire a Cefalù, che io sono là, che ti devo parlare. E una domenica con mia moglie siamo andati a Cefalù e mi ha fatto praticamente un contratto di lavoro con Furlanis. E dalla Sicilia mi ha spostato a Parma, sull'autocamionale della Cisa, che loro avevano un cantiere, Furlanis aveva un grosso cantiere, e là ho fatto lo scavo, sono passato dalle gallerie, sono passato allo scavo di pozzi di fondazione, pozzi che avevano un diametro di 15 metri circa, erano profondi 30 metri, 36 metri. E ho fatto 3 anni di lavoro là. 3 anni di lavoro, poi finito quel cantiere là, mi hanno mandato in provincia di Isernia, a Pescolanciano sulla Trignina, Furlanis aveva preso un grosso lavoro là. Erano 3 gallerie, era un viadotto alto 107 metri e sono andato là, eravamo 4 periti minerari. C'era il capocantiere, c'era il direttore di cantiere e eravamo uno squadrone, insomma. È stato là diversi anni, dovevo stare 2 anni, sono stato 12 anni, perché non ho fatto solo quel cantiere là, bensì quando il grosso del lavoro era fatto, comunque mi hanno lasciato in cantiere, avevo 33 anni, mi hanno lasciato con 130 operai, con 13 posti di lavoro. Era da correre, però ero contento perché quando non manca il lavoro c'è soddisfazione a lavorare. Poi li conoscevo tutti, conoscevo bene il cantiere,
non avevo grosse difficoltà e quando le avevo comunque chiamavo la sede e c'era l'ingegnere Nicolini che mi dava le dritte. E là sono andato avanti fino alla fine, consegnato la Trignina, poi da là ho fatto un cantiere a Cassino, sempre tenendo la famiglia a Pescolanzano, perché Cassino aveva un clima terribile, era un caldo d'estate e freddo umido d'inverno, quindi ho preferito stare con la famiglia su. Erano 90 km, andavo la mattina e tornavo la sera. Poi là abbiamo fatto circa 35 km di canali, sezioni diverse una dall'altra, comunque anche là con 5 squadre di operai che facevano scavo e rivestimento di canali, e abbiamo fatto circa 250 ponti, tra grossi e piccolini, quelli anche interpoderali. Eravamo organizzati molto bene, insomma, anche là. Finito là, sono venuto su a Chiauci di nuovo, a Pescolanzano, e aveva cominciato a cominciare la diga di Ponte Chiauci. Poi là è successo che Furlanis ha trovato un capocantiere che sembrava una cima che veniva dal servizio dighe, e ha detto: "Ma lascia il posto a lui perché per noi va meglio", e sono andato via e sono andato a Benevento. A Benevento avevamo 2 gallerie, una di 600 metri e una di 4 km e mezzo. Erano in condizioni spaventose, erano nelle argille multicolori, non stava fermo niente, era come si faceva lo scavo della centina, mettevi la centina, per mettere la centina si era già stretto tutto quanto, non si riusciva a mettere, proprio una condizione dura di lavoro. Abbiamo provato in una maniera e nell'altra e st'altra, poi hanno cambiato il progettista che era il professor Barla, poi io sono andato via, mi hanno spostato in Valle d'Aosta perché avevano bisogno su, e sono stato su in Valle d'Aosta dal 90 al 92, 3 anni, ho fatto 7 km di galleria, 3,5 per canna, da Imaville a Villeneuve. È stato un bel lavoro, grosse soddisfazioni, e poi finito quel lavoro là ho conosciuto il maestro, ho conosciuto che era il direttore, ho conosciuto Lunardi, progettista, e poi sono andato, mi hanno rimandato a Benevento, perché là in 3 anni io ho fatto 7 km di galleria in Val d'Aosta, loro a Benevento hanno fatto 200 metri di galleria, proprio era una roba terribile. E con il progetto di Lunardi siamo riusciti pian pianino a affinarlo, facevamo la chiodatura del fronte, perché il fronte di avanzamento bisognava farlo a tutta sezione, erano 144 metri quadri, veniva avanti come schiacciare il tubetto del dentifricio, non stava fermo niente, era tutto, e allora facevamo 200 chiodi lunghi 24 metri, cementati con la vetroresina e cementati per cercare di tenere fermo il fronte. Qualche volta scavavamo 2,5 metri, si muoveva tutto, bisognava rifare ancora tutti i chiodi. È stata un'esperienza dura, perché io sono stato a saltare sul letto 7 anni dopo, dalla paura perché venivano a chiamarmi: "Guarda che non sta più niente in piedi, sta frenando tutto quanto". E poi eravamo riusciti a vedere, a affinare come fare, e riuscivamo a fare lo scavo di 2 centine su un turno a 70 cm alla volta, con le centine da 3,50 o 440 cm, e facevamo lo split beton
due turni facevano lo scavo di 2,80 m, il terzo turno scavava l'arco rovescio, metteva le gabbie e gettava e faceva le murette, e con quel sistema là si riusciva a tenerla in piedi. Poi la muratura tenuta lontano dal fronte andava, tutto il tratto andava in crisi. Allora con un Nardi la guerra, perché lui non voleva, e gli ho detto guarda, o portiamo anche la muratura al fronte, o altrimenti la galleria non la teniamo aperta, non riesce a stare, il prerivestimento non riusciva a reggere un peso del genere. Avevamo una subsidenza, dopo 24 ore che scavavamo, avevamo 100 metri di copertura e il terreno fuori si abbassava, 100 metri per 60 metri avanti al fronte e 30 per parte, quindi un carico spaventoso. Insomma, pian pianino siamo riusciti a andare avanti finché abbiamo fatto anche quella galleria. Comunque è stata una guerra, che a detta del professor Lunardi dice chi ha fatto quella galleria là non avrà più problemi di fare nessun'altra galleria, perché con l'esperienza che io gallerie così fetenti non ne abbiamo più trovate. Che poi io mi sono trovato sull'alta velocità in Toscana, dicevano tutti sull'argilla, ecco, quelle argille là hanno un carico di 30 metri solo, poi non spingono come quelle che erano giù a Benevento. Benevento è stato un dramma, abbiamo bucato la galleria dopo 9 anni. Comunque poi sono venuto via, sono stato 2 anni in Val d'Ultimo, Val di Non con la Bonatti, e poi sono andato via dalla Bonatti perché avevo un contratto a termine, l'unica volta, perché mi hanno detto vuole troppi soldi. Ma dico, troppi soldi io li sto prendendo. E mi dice allora facciamo un contratto a termine. Ma ho detto vabbè, bucate le gallerie, via. E sono andato poi mi hanno chiamato sull'alta velocità, perché 4 ingegneri e 2 geometri erano venuti a vedere il lavoro di Benevento, e il geometra Carta, che era quello che era il capo di tutto dell'Impregillo, mi aveva detto quando hai finito qua, sappiamo che Furlanis, il Maltauro la smette, e dice venite da noi perché noi del capo cantiere all'ultimo operaio abbiamo bisogno di tutti. E poi quando sono venuto via da Bonatti mi ha chiesto un assistente, gliel'ho mandato, poi quello non ci voleva stare, e gli ho telefonato e gli ho detto mi dispiace, ma quello ha detto che non ci sta perché non conosce nessuno. E dice tu cosa fai? Ma dico sono 15 giorni che sono a casa, adesso vedo un po'. Ma dice ma tu a casa, ma stai scherzando? Mi ha detto domani mattina vieni giù in Toscana che vediamo. Sono andato, mi ha fatto vedere il cantiere, mi ha detto adesso è Santa Barbara, ma con l'inizio dell'anno ti voglio qua, e mi prenderai in mano tutte le perforazioni e le iniezioni sulle gallerie di questo cantiere, che era il Carlone, e poi dice il primo cantiere che viene libero sarà il tuo. E sono andato là, ho fatto 3 mesi, e ho ridotto i tempi a 1/3 di quello che ci mettevano prima, 1/3. Dove lavoravano in 3 giorni, in un giorno gli ridavo al fronte, dove ci mettevano 12 giorni, in 4 giorni gli ridavo al fronte. Che tutti mi chiedevano come, invece che andare a Ombre la sera, dobbiamo stare in galleria anche la notte se c'è bisogno, e vedere che tutto funzioni e non perdere il tempo. E così ho fatto 3 mesi là. Poi mi hanno mandato un cantiere perché là è successo 3 incidenti non mortali ma quasi, l'ultimo è stato 3 operai con le gambe spezzate, e il direttore di Tronco mi ha detto vai là, che quel capocantiere ha detto che lui va via perché io lo conoscevo, una brava persona, però diceva in galleria non si può andare se non si ha esperienza di galleria, perché mi sono accorto che anche se tu mi racconti, ma tu l'hai vissuto, tu hai l'esperienza e io non ce l'ho. E lui è ritornato in Africa a lavorare, io sono andato là, ho preso per mano il cantiere e sono stato là 8 anni. Ho fatto quel cantiere là, ne ho fatto un altro più su, ma poi gli ultimi mesi li ho fatti su un cantiere a Firenzuola dove c'era l'ingegner Poma, che era
l'ingegnere giovane, che era direttore sul ponte di Genova. E là ho conosciuto anche Rossi, che era capocantiere sul ponte di Genova, che è un perito minerario di San Tommaso Gordino. E ogni tanto mi chiamano, mi chiedono, vogliono sapere, vienici a trovare, vieni. E dico io adesso tra Covid e compagnia Brisco ho un po' di problemi. E poi anche il cuore che comincia a darmi fastidio. E allora, e Covid, ma mi è pesato tanto, insomma. A parte la morte di mia moglie, ho perso la moglie. Però mi ha messo a terra con i polmoni e col cuore. I polmoni sembra che siano a posto, ma il cuore adesso devo vedere di fare una coronarografia di nuovo e mettere gli stent perché è un po'. E quindi sono un po' preso da tutte queste cose qui. Una vita veramente tra gallerie, Gallerie e viadotti, anche il viadotto a Chiauci ho lavorato, l'ho consegnato io. Sul viadotto di Chiauci ho conosciuto il professor Morandi, perché quando l'ingegnere Nicolini mi ha detto Miola devi fare il collaudo del viadotto, erano travi campate appoggiate e campate a telaio, cioè le due pile con la campata erano tutto un blocco. Era il secondo lavoro che si faceva in Europa. Mi ricordo che l'ingegnere Mazzacurati diceva mi vergogno di essere un ingegnere perché i disegni non si sa da che parte girarli, da quanto incasinati che sono. Poi sono venuti i progettisti a spiegarci, sono stati in cantiere perché avevano fatto il progetto delle travi che erano 72 metri e se mettevi il ferro non ci stava il cavo, se mettevi il cavo non ci stava il ferro, la roba. E sono stati là con i ferraioli, con quello che posava i cavi, che li facevamo in cantiere, per vedere come fare. Le travi erano 72 metri di lunghezza, erano 3,40 metri di altezza e avevamo dovuto allargare la soletta per tenerle perché erano, a vedere la trave c'era in mezzo era 20 centimetri. E abbiamo fatto il ponte e là ho lavorato anche sulle pile, si faceva 5 metri di pile al giorno, non era facile. Era da non perdere tempo, quando si cominciava alle 7 della mattina doveva esserci la betoniera sotto la cassaforma rampante, su tutti quanti a vedere. Era un bel lavoro, era un lavoro che ti prendeva, non ti mollava mai, era bello, insomma, sia in galleria che fuori. Se uno ha passione, ha delle grandi soddisfazioni. I cantieri sono soddisfazioni grosse, perché io quando dovevo andare con Lussottica, che Del Vecchio gli aveva detto a mio padre, digli che se non vuole studiare che venga da me, sono andato una sera con un mio amico a fermare delle macchinette che avevano là, e dice, ma ha detto così a mio padre, invece se vieni anche tu siamo in 25, però adesso siamo in 24 con Del Vecchio e la moglie che lavora. Non lo dico io dentro una cantina così non mi prendi a lavorare. E probabilmente non avrei avuto le soddisfazioni che ho avuto sui cantieri, perché veramente testa bassa e pedalare, però poi delle soddisfazioni grosse, insomma. Lei ha lavorato sempre solo in Italia o anche all'estero? No, solo in Italia. Solo in Italia? Sono in Italia perché poi un giorno mi ha telefonato l'ingegner Baita, che è qua di Ponte nelle Alpi, che era con Mazzacurati al Mose. E perché poi quando Mazzacurati è andato al Mose noi siamo rimasti senza direttore generale alla Furlanci. È subentrato l'ingegner Nicolini, piemontese, persona eccezionale, mi sono trovato molto bene. E Baita mi aveva telefonato un giorno e dice guarda che abbiamo bisogno di un capocantiere in Arabia, e gli ho detto senti Baita, mi dispiace ma abbiamo fatto domanda di adozione e quindi non posso, se il giudice mi chiama a dire sono in Arabia, insomma, e quindi avevo scartato l'idea di andare all'estero. Mi ha detto, ma la porti in Sicilia? E io dico, professore, come, non posso lasciarla qua, se no facevo meglio sposarmi. Dice, ma ti rendi conto che mi porti via la migliore infermiera che mi reparto?
perché il reparto aveva messo insieme, è arrivato con Compostela, aveva messo insieme con Renata, mia moglie. E purtroppo... E poi ci siamo spostati dalla Sicilia in quel di Parma, da Parma nel Molise, dal Molise siamo andati su in Val d'Aosta. Val d'Aosta del 92 aveva una casa fatta e mio figlio che doveva fare le medie, ha detto papà adesso sempre ogni volta che ti sposti devo conoscere la maestra e il prete e tutti gli amici, era stufo insomma, di andare in giro. E gli ho detto vabbè vai devi fermarti, io vado ancora in giro, quindi dal 92 al 2006 sono andato in giro da solo. E venivo a casa non tutte le settimane ma quasi, insomma. Due settimane sì e una no. Incidenti ne ho avuti due. Uno a Parma, sempre perché non mi hanno ascoltato. A Parma, dentro un pozzo a 36 metri di profondità, sono entrato, c'era da livellare il pozzo, perché eravamo arrivati, avevamo fatto la scampanatura che era a 18 metri, e c'era un lastrone di rocce. Davide, lascialo stare, perché il ferro per quel tratto là, che erano 2-3 metri, riusciamo a metterlo non rotondo, lo mettiamo piano, non succede niente. Avevo parlato col capo ferraiolo, mi ha detto no, non c'è problema. Lui ha preparato le mine per portare in piano il pozzo e poi ha messo là la pistola e ha forato là, gli è venuto fuori un blocco grosso così, gli ha schiacciato la pancia, tutte le viscere sui polmoni. Hanno portato a Parma, mi ricordo ero io sull'ambulanza che mi diceva saluta Milanina, era tutta gente di Portogruaro, saluta Milanina perché sto per morire. E a quelli dell'ambulanza diceva ma insomma un po' di ossigeno, ha detto no, noi l'ossigeno non possiamo darlo. E io guardi che noi all'istituto minerario facevamo pronto soccorso, adesso non so se lo rifanno ancora, comunque pronto soccorso sul cantiere è andato bene e come è andato bene. Però l'ossigeno non sono riuscito. Poi per fortuna siamo arrivati a Parma e nel giro di un quarto d'ora sono arrivati 7 primari, l'hanno visitato, l'hanno operato dalle 4:30 fino alle 11 la sera. L'hanno sistemato, è rimasto, aveva una lesione alle vertebre, quindi è rimasto sulla carrozzina e quello è stato... Mi è dispiaciuto perché era un operaio eccezionale, erano 3 fratelli, era uno meglio dell'altro, insomma. Purtroppo se non mi ascoltano io non potevo, avevo tante postazioni di lavoro, tanti posti da lavorare e mi spostavo da uno all'altro. E quando ho sentito urlare avevo capito che era andato a mettere le mani dove non doveva metterle. Poi un altro incidente l'ho avuto a Benevento, un lastrone di argilla, mi ha preso un operaio, era un pezzo d'uomo, un granatiere, per fortuna ha fatto 6 mesi ingessato, però poi è ritornato in cantiere. È ritornato in cantiere, mi ha detto Miolo, però l'avanzamento no, dico stai pur dietro, non sta preoccuparti. Quelli sono stati tutti e due. Poi mi ricordo che alla fine cantiere in Toscana avevamo l'ispettorato al lavoro che era dentro tutti i giorni e venivano in 3. Il capo che guardava, una ragazza che scriveva e uno col filmino, tutto. E allora ogni tanto mi facevano le multe perché i dumper non avevano le frecce. Io ho detto guarda, siete arrivati a fare le multe per le frecce che poi il dumper deve entrare dalla finestra e andare da un lato o dall'altro, ma se ha la freccia che non funziona non succede niente. E mi ha detto Miola, quando avete cominciato i cantieri sull'alta velocità ci hanno assunto in 60 tecnici per controllare per controllare i cantieri all'alta velocità. Naturalmente quando mancano i soldi, dico, o portate a casa i soldi delle multe o non abbiamo da farvi lo stipendio. E
loro pagavano la multa, insomma, non succedeva niente. Però una bella esperienza con questi ragazzi che venivano dentro, erano giovani, si parlava, quando mi diceva ti do tempo 10 giorni per mettere a posto, dicevo no, all'ispettore, vieni domani che ti metto a posto, qualche volta no, mi manca il pezzo, se mi dai 15-20 giorni faccio il lavoro, altrimenti non riesco a farlo. Comunque è stata una bella esperienza con loro. Invece il duro è stato in Toscana, è stato con la magistratura, con l'inquinamento, con il depauperamento delle falde, è stata una guerra, sono stato sotto processo 10 anni. Sono sempre stato assolto, però 10 anni sulla corda, insomma. Quando mi chiamavano dentro in galleria, diceva Miolo viene fuori che ci sono 8 tra ispettori e carabinieri. Vado fuori, conoscevo il maresciallo dei carabinieri che era là di Scarperia e dicevo ma cosa c'è? E dice vogliono mettere tutto sotto sequestro. Ma dico se mettete sotto sequestro io lascio il fronte con me, se frana siete responsabili. Allora no. Allora loro si tiravano indietro, dicevano no, ora mettetevi in sicurezza e poi fermiamo. Mi fermavano alla discarica e dicevo se mi fermate alla discarica domani vengo giù a Firenze con tutti i mezzi, gli uomini che ho, li porto giù tutti davanti al tribunale. Allora stavamo un po' attenti, ora ne sequestravano mezza. Era tutta una guerra così, tutta una guerra. Toscana è stata dura da quel lato là, poi abbiamo fatto dei gran lavori, delle grandi soddisfazioni, insomma, perché le produzioni che facevamo, a un certo punto mi sono trovato della gente che entrava in galleria che non conoscevo, e dico ma lei chi è? Ma dice io sono l'Impregillo, e allora? Dico io sono il capocantiere, quando lei non può venire dentro come, ma dice ma a lei non gli racconta niente? Di chi? Quando fanno le riunioni a Pianoro, dove c'era una serie, dei 24 cantieri che c'erano, cioè lei ha il cantiere più bello di tutti, quello che rende più di tutti. Il miglior cantiere è questo. E noi veniamo a vedere come fa. Quindi quelli dell'Impregillo venivano da un ex Furlanis a vedere come si faceva. E dicevo, io ho messo in piedi il quarto turno, per non fermare, perché fermare i fronti venerdì notte voleva dire perdere un turno. Il lunedì mattina a tirar via tutto lo spritz perdeva un altro turno. Se si muoveva qualcosa era pericoloso, magari andavo dentro e trovavo franato. E allora con il quarto turno, anche se ho avuto dei contrasti con il direttore di cantiere, con il direttore di tronco, gli ho detto no, io metto in piedi il quarto turno, lavoro sempre, sabato e domeniche, faccio i turni, tutti hanno le loro giornate di lavoro e di riposo, certo che capita magari il lunedì, il mercoledì, sì, il martedì e il mercoledì, non il sabato o la domenica, però è stata tocca. E poi non volevo che i camion corressero, non volevo vedere la gente che correva, la gente non doveva perdere tempo, quando finiva la lavorazione doveva essere là in mezzo per continuare cioè la continuazione della lavorazione era quello che era la forza del cantiere, non perdevo mai tempo. Quando fermavo un fronte perché c'era da fare il trattamento con i pali, dall'altra parte avevo già scavato una centina in maniera che quelli che erano da là passavano dall'altra parte e continuavano, non si perdeva tempo. E gli dicevo non ancora venire a vedere questo granché, basta che parliate con me, vi dico come si deve fare, punto e basta. Comunque è stato una bella soddisfazione veramente. Ho fatto la guerra con mio figlio perché volevo che facesse il minerario, ho detto guarda io ci ho messo 10 anni a diventare capocantiere, perché non aveva appoggi, non aveva nessuno, ho dovuto rubare il lavoro
giorno per giorno. Se tu vieni in cantiere con me, in 5 anni fai capocantiere, ma non con Cozzani, con Impregillo, e aveva la stoffa di farlo. E ha fatto il chimico, poi il chimico gli ha detto vieni in cantiere con me, faccio laboratorio a terra, e avevo parlato col ministro Lunardi allora, e dicevo, sul laboratorio a terra c'è posto per mio figlio, come no? Dice, devi dire al direttore che è là che domani porti tuo figlio. E invece Francesco non ha voluto saperne assolutamente, lui voleva stare a Everton perché aveva i cuginetti, perché è andato a finire in Lussottica. La madre gli ha detto il seno di poi, mi sembrava che fosse brutto andare in giro a fare un cantiere di qua, un cantiere di là, spostarsi come facevamo con papà, ma dice almeno c'era movimento, dice qua è tutto stabile. Un anno sono venuti in Toscana 2 classi, un quarto e un quinto chimico, gli abbiamo fatto vedere il cantiere là, spiegato un po' tutto, poi sono andati a Firenze a vedere la Fresa, anche là c'era un perito minerario non di Voltavo, il paese là vicino, e poi quando sono andati via gli ho detto spero che non andiate tutti di là del Cordevole a fare occhiali. Silenzio perfetto. Dopo un po' di tempo aveva un Grisù in galleria a Marzano, su un cantiere più alto, e aveva fatto richiesta per 4 periti minerari giovani per portarli in galleria e fare quello che io, Ivan Case, avevamo cominciato così, misurando il Grisù, naturalmente non con tutta l'attrezzatura che c'è adesso. Avevamo il nostro Dräger e l'apparecchio ottico, avevamo fatto un pezzo di rame per aspirare l'aria e dopo era tutto da inventare. E là c'era, invece neanche uno, dei giovani neanche uno non si è presentato. Mi hanno telefonato 3 periti minerari più vecchi di me e io ho detto già sono io il vecchio qua, dico, non servono, poi andare su per le casseformi, andare dentro a vedere dove poteva insaccarsi, perché il Grisù, il metano con l'aria è leggero, sta su in calotta, e quando l'aria lo riportava indietro si infilava dentro la cassaforma se era aperta e dentro le costolature della cassaforma e diventava pericolosa, diventava molto pericolosa, perché non è che si incendia, scoppia come una mina, lo stesso lavoro. Perché in galleria a Benevento mi sono trovato, quando mi sono accorto che c'era il Grisù, ho visto facendo le perforazioni dove usciva e dicevo fate una perforazione e la lasciate libera, e come avete finito stoppino, no, gli davano fuoco e faceva la fiamma, quindi non creava problemi di esplosioni di Grisù. E quello era un sistema empirico, avesse saputo l'ispettorato del lavoro mi cacciava via, ma insomma era una maniera per cavarsi, era concentrato su un posto, non era. Invece poi l'ultimo cantiere era diffuso dappertutto, sparavano le volate e andavano dentro, era tutta una fiamma. E invece all'inizio mi ricordo, quando ero in Sicilia, c'era un assistente bresciano, aveva una barba grigia. Quando c'era il fornello, si cadeva il materiale, mi diceva vieni su tu che non sei sposato, perché c'erano dei ragazzi, erano tutti sposati, tutti con figli. Mi diceva dai vieni su tu, va. Andava su, bene alla pala, sopra la centina, loro davano sulle fascine che facevano con la rete, io le porgevo, lui le sistemava dentro e mi diceva se senti materiale che ti cade addosso chiudi le gambe e salta giù, perché sennò muori, perché ti schiaccia dentro. E qualcosa ho fatto il salto. però che anche là c'era uno spirito di collaborazione anche con i minatori, mi volevano bene perché se riuscivano a fare più metri prendevano i premi, io non li prendevo, però loro prendevano i premi, erano padri di famiglia, io avevo il mio stipendio, il buono, insomma,
comunque in evoluzione sui sistemi di scavo. Adesso si scava con l'escavatore che sta a 8 metri dal fronte, si va con un attrezzo apposta che alza la centina, i due cestelli stanno fuori, sotto al prerivestimento, in maniera che mettono solo le mani fuori a mettere le catene che tengono da una centina all'altra, e è tutto un altro lavorare, insomma, molto in sicurezza.